Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Ad Espresso Podcast Peppe Red e Lucariello, la storia del rap napoletano, come è nato e come si è evoluto. Oggi parliamo di questo, quindi tutti i fan sfegatati e i cultori della musica rap, specialmente napoletana, ora buttiamo le basi. Una bella infarinatura generale. Spiegateci esatto. com'è nato, voi l'avete portato, mi dicevate. Vabbè, diciamo che è una storia lunga, però noi diciamo come tutti non partiamo da zero, nel senso che nessuno si inventa niente, no? In generale, quindi diciamo come esperienza mia personale io ho iniziato a fare questa roba perché praticamente proprio veramente da piccolissimo che mio nonno aveva una casa al villaggio Coppola e là ci stavano praticamente dei parchi ci sono i figli degli americani che lavorano nelle basi NATO e quindi loro praticamente portavano dei dischi all'epoca che erano i primissimi dischi di rap, Spalne Sugar Hill Gang, NWA eccetera, che erano delle cose introvabili all'epoca, perché noi oggi siamo abituati ad avere internet, no? Che ci fa accedere a tutta la musica e a tutto cosa praticamente, quello che volimmo. E invece all'epoca ti vai a cattodisc, i va trovare disc, i vai in due negozi, vai in un negozio giusto che ti chi li disc là, cioè era una situazione complicata riuscire ad accedere. E quindi ho avuto questa fortuna, quindi ho cominciato ad assaggiare questa cosa e ho cominciato un po' a giocarci, ma da bambino, capito? Sentivo che si faceva una cosa americana e la facevo napolitana, no? Un po' per gioco. Poi mi sono ritrovato nell'adolescenza che a Napoli c'era un movimento e rap, ma era un movimento delle posse, no? Che era un movimento intorno agli anni 90 anche molto politico, quindi legato ai centri sociali, a tutta una, diciamo, cultura underground che c'era a Napoli e che era anche poi diventata pop con i 99 Posse, Valerio Iovine, no? Valerio diciamo, è il fratello di Massimo Iovine, che era uno dei membri storici dei 99 Posse, e poi ha collaborato pure con loro, eccetera. Però te sto parlando quindi 91-92, quegli anni là. E appassionati di questo sound, di questa musica, era l'unico posto centro sociale dove ci facevano fare rap, perché noi in locale e ci dicevano ma che è sta roba, cioè voi parlate, mica cantate, che se parla, cioè perché la gente non era proprio abituata a sentire il suono del rap, era una cosa, era uscito Giovanotti che aveva fatto certe cose in inglese, con cada cosa italiana, ma veramente poca roba. ed era sempre un'area di mezzo. Non Sì. era mai rap. Sì, nel senso era una cosa che scimmiottavano un po' quella cosa là. Quindi quello che a noi a un certo punto ci sembra reso conto è che la musica diciamo, del popolo, la musica della gente, nei quartieri dove vivevamo, i posti che frequentavamo, era il neomelodico, no? Era la musica cantata, neomelodica, eccetera, che fondamentalmente parlava solo d'amore, a parte qualche caso raro, che ne me ne ammento la tirante di Tommy Rich, no? Qualcosa che era più street, Sì. qualche modo che comunque a noi ci piaceva. Raccontava quella cosa là perché raccontava ci faceva tutte le emozioni. esatto, però fondamentalmente non si raccontava quello che prima, cioè che magari sotto la base la rossema i compagni nostri ci stavano i fili tossici, ci stava la gente che sparava, cioè, e quando invece sentiamo i dischi, i Tupac, i Nas, i dischi americani, noi sentiamo che stiano raccontando le storie nostre. La storia vostra, certo. E quindi là è cominciata a nascere la volontà, no? Proprio di dire, ok, ma noi a raccontare, no, a mai essere Tupac, a mai essere B.I.G., a mai essere sta roba qua, pure perché noi a differenza di molte volevamo fatta più sociale, raccontare, eccetera, che comunque c'è sempre in questa cosa qua, però noi c'è sempre pure fatto che a un certo punto volevamo fare business questa roba. Cioè, perché noi sentiamo gli americani di make money, cioè sempre questa cosa, e invece a noi erano fatte, no, ma non è mai commerciale, non lo facciamo. Ma lo stanno a ste mani. E invece cioè, noi lo facevamo per passione, perché non c'era il mercato all'epoca, quindi era tutta una cosa da costruire, non solo, era anche contromano, cioè nel senso che appena portava una cosa in una radio, cioè io mi ricordo facevano un programma in una radio, si chiamava Radio Panoramica, e cominciavamo a mettere questo compagno mio Andrea Scacco, i pezzi rap, bello e buono, chiama una signora
magari Giovino a casa è scassata la radio, senti certi suoni strani accadendo, e quindi capito? Siamo alla fine anni 90, cos'era? Inizio anni 90. E prima metà degli anni 90. Ok. E quindi era un suono nuovo, capito? Una cosa che ancora non si sentiva. Però noi lo facevamo stesso, anche l'abbigliamento, no? All'epoca si portavano i pantaloni larghi, sai, queste cose qua, la gente ci pigliava in giro, diceva, ma da chi lo stava vestito, no? Era proprio Un'altra cultura proprio. È un'altra cultura proprio. È chiaro. E quindi sì, insomma, è nata un po' così sta cosa. E io e Pep ci siamo incontrati perché a un certo punto questa cosa volevamo fare a diventare una cosa vera, cioè non ci bastava a saratella, cosa così, ma noi volevamo fare a sta cosa, volevamo condividere a livello, perché sapevamo che teneva una potenza, sapevamo che questa poteva essere la musica di qualcuno, cioè era una visione, no? Quando era una visione in capo che era quello. E quindi Anche perché avevate l'esempio, mo dicevi tu, dell'America, vedi questi ragazzi che comunque ce la facevano quelle vite esagerate di cui poi si veniva a conoscenza e vivevano tra l'altro le vostre stesse identiche situazioni qua. E giustamente tu dicevi, È vero. lo sto vivendo qua, lo stanno vivendo loro, fai 2+2, dici lo posso portare pure io. Questo è fondamentale. Guarda, anche dell'Italia, perché comunque già in Italia con l'uscita degli articolo 31 ci fu una rivoluzione nel mainstream del rap. Rispetto a Napoli comunque i gruppi rap italiani non erano associati solamente alla cultura posse, alla cultura politica, alla cultura dei centri sociali, ma comunque già avevano una semi-identità loro. Quindi Lucariello in primis, in verità, sì, poi è asciutto sangue misto, no? Che Esatto. pure esistevano a Bianno, pure esistevano pure loro in Dacchilo circuito là, però già sapevano. erano rap, non erano politici. Lucariello ebbe l'idea di fare un collettivo napoletano. Ok. Quindi io incontrai Lucariello, sposai la sua idea e incominciammo a chiedere a tutti i rapper napoletani dei brani. All'inizio volevamo fare una compilation di brani di rapper italiani. Gli unici due ragazzini che ci diedero un pezzo e che aderirono a quest'idea furono i Cosang, chiaramente. Quindi, Antonio e Luca che all'epoca tenevano penso 15 anni, cioè noi eravamo ma pure 14, sì, esatto. erano proprio più grossi, siamo 17 Io 17, anni, certo, insomma, chiaro. poco. Un Quindi po' più grandicelli, esatto. ok. Quindi facemmo questo, dato la scarsa anche possibilità di reperire brani, facemmo questo disco del Clan Vesuvio, che ufficialmente è stato il primo disco di un collettivo rap napoletano nella storia, chiaramente, dove chiaramente si vede anche la prima uscita dei Cosang, proprio come Mi fai brani. vedere il pezzaccio che tieni sul braccio sinistro? Sì, certo. A destro? Mamma mia. Chiaro. Questo è un bel ricordo. È un bel ricordo, ma più che altro è un'appartenenza. È un'appartenenza perché comunque dopo il primo disco del Clan Vesuvio, io, Luca, Antonio e Luché, chiaramente, avendo le stesse idee di rap, avendo le stesse idee di futuro, di quello che volevamo fare con la musica, della necessità che volevamo fare con la musica, chiaramente, avevamo una sintonia enorme. Quindi diciamo che siamo stati poi veramente i precursori di quello che è il rap adesso. E secondo voi questa cosa del riunirsi, perché è abbastanza comunque recente, è stata più una trovata di marketing o è stata proprio una loro voglia di... Allora, in genere chi si vuole bene non si lascia mai. Mm. Il tempo è relativo. Chiaramente il rap rispetto ai nostri tempi ha pigliato una posizione di marketing molto importante. Mm. Come diceva Luca, ai nostri tempi ci sfottevano per come andavamo vestiti, era difficile comunicare. Anche i Cosang sono più famosi mo che di quando uscirono i dischi. È Chiaramente, cambiato anche il mainstream oggi. È cambiato il mainstream, chiaro. La musica viaggia, penso ma che... anche portato da Jorier, da tutti i rapper che chiaramente sono cresciuti grazie ai Cosang, grazie a Clan Vesuvio, grazie a Lucariello. Le nuove generazioni che chiaramente non conoscono né Lucariello né Cosang sono andate a riscoprire le radici del vero rap, perché come diceva Luca, prima il rap era solo politico, anche a Napoli, lo stesso Clementino.
faceva un rap non politico, però molto più intellettuale. Ok. Il Clan Vesuvio e Ecosang hanno aperto la strada a quello che realmente più o meno è l'ispirazione del rap. Cioè il rap deve raccontare la vita quotidiana. Cioè il rap come si professa in America, anzi prima Chiaro. in America. Esatto, perfettamente. E quindi si può dire che a Napoli è stata la prima città a far nascere il vero rap in Italia. E Che sta voi a far sappiate. nascere quello più credibile. Quello che si avvicina forse di più. Ma sì, perché comunque le realtà che viviamo a Napoli, come ben sapete, A questo volevo sono arrivare. più vicine a quelle di New York A questo volevo rispetto a arrivare. uno di Bergamo o di Varese o di Milano, chiaramente, senza togliere niente a quelli del nord, ovviamente. Però viviamo delle tematiche che non è semplice vivere in altre parti d'Italia. Perché poi vai a vedere dove sono nati i vari Eminem, Biggie, Tupac, 50 Cent, vai a vedere dove sono cresciuti Chiaro. e ti rendi conto che si tratta sempre di situazioni un po' precarie, particolari, che Napoli ha... Vediamo adesso per esempio Jolier da Chiaro. Secondigliano, cioè questo Chiaro. è il rap, no? Chiaro. Cioè, Certo. infatti spesso, se non mi sbaglio, sia lui, sia Luca, sia anche Corrado raccontano del fatto che loro magari non vivono quelle situazioni ma le vedono, perciò le raccontano. È chiaro, è chiaro. Ma infatti il nostro è un rap sempre narrativo, perché parliamoci chiaro, fare il musicista scinde molto da fare il criminale o da fare azioni criminali, come magari può essere in America. Quindi è ovvio che il rapper, in primis a Napoli e poi specialmente nel resto d'Italia, è più una questione narrativa, ovviamente. Difficilmente il vero criminale tiene tempo da dedicare al microfono. La musica è una Diciamo, cosa magari. seria, bravo, Esatto. È difficile riuscire nella musica, ma a fare altre cose. Certo. La musica è dedizione, è passione, è disciplina, chiaramente. Quindi a Napoli è un po' più reale, perché chiaramente viviamo in un contesto dove queste cose le vediamo molto più vicine. A nord è molto più narrativa, è molto più spettacolo, ma ovviamente fa parte anche del business della musica. Guardi, io penso una cosa che alla fine il rap è un linguaggio artistico, ok? Quindi tu con rap puoi raccontare più di che cazzo che vuoi, cioè, nel senso puoi parlare della tua situazione psicologica, della tua situazione sentimentale. Scusa, Luca, avvicinati. Una cosa richiede in particolare questo tipo di approccio musicale, l'autenticità, cioè essere vero, no? Sia se stai raccontando della donna con la quale ti sei lasciato, sia se stai parlando di uno spacciatore, sia di qualsiasi argomento tu voglia parlare, l'importante è che ci sia un collante, qualcosa di forte rispetto alla realtà. E questo probabilmente, almeno quello che ci ha ispirato, no? Che ci ha fatto dire questa è la roba nostra. E per dirti, anche Clan Vesuvio è stato un esperimento che all'epoca già strizzava l'occhio a tutto il mondo del gangsta rap, proprio per questa cosa qua, perché noi vedevamo che vivevamo in una realtà che era di gangsta rap, e quindi infatti sulla copertina mettiamo Pulcinella che aveva la pistola in mano con dietro il Vesuvio, con dentro al mirino, no? E quella cosa là era proprio l'immagine di quello che volevamo costruire. È un prodotto embrionale, eravamo dei ragazzini, già pensare che siamo riusciti a fare un CD all'epoca che non era come adesso, ma nemmeno come diciamo 10 anni dopo. Quando abbiamo fatto noi quella roba non c'erano i masterizzatori, cioè non facevi il CD dal tuo computer. Tu per fare un CD dovevi andare in fabbrica, per produrre della musica dovevi andare in uno studio che costava un sacco di soldi, dovevi avere dei tecnici che stavano dietro quella roba. Non era come mo che c'è l'home studio e Non te lo potevi autoprodurre. È la vera passione alla fine. era autoprodurre, significava che tu a un certo punto, come giustamente anche Peppo Red, diciamo, è stato il primo veramente a credere in questa musica, già da ragazzino, anziché magari, che ne so, comprarsi la macchina a 18 anni, ha detto: sai che c'è di nuovo, questi soldi li voglio spendere per fare un disco, li voglio spendere per fare uscire questa cosa. E quindi da questo sforzo di un ragazzino possiamo dire che sono messe le prime pietre per questa cosa, anche perché fare un disco a quell'età là, far vedere agli altri ragazzi che puoi fare un disco a quell'età là, è significato per tanti dire: wow, ma allora potremmo fare pure noi. Cioè, dopo che è uscita quella cosa, sono usciti altri 50 dischi autoprodotti di rap a Napoli, perché tutti quanti hanno detto: ma allora si può fare.
Cioè, sta cosa c'è. E questa cosa chiaramente ha dato una botta di energia a tutta la scena. Ma noi abbiamo vissuto degli episodi esilaranti in quel periodo, perché veramente non sapevamo un cazzo. Ci credo che avrete fatto chissà, probabilmente alcune follie pure per potervi permettere certe Esatto, cose. soprattutto Andrea Paneuro. esatto. Dico, c'è situazione di dormire sulle panchine a Milano dopo aver fatto l'intervista con il grande giornale, capito? Situazioni, capito, di dove a un certo punto Vabbè, ci sta. il bello della diretta, L'emozione della diretta. fottografo accanto a Oppa, Quindi praticamente, cioè veramente voi avete vissuto l'inizio, cioè voi avete dato il là, voi avete spiegato poi agli altri come funziona. Mi piace che vedi i tempi cambiano, ma le situazioni poi sono sempre stesse. Chiaro. Perché questo tuo dire l'abbiamo fatto noi e allora lo possiamo fare lo possono fare pure gli altri, lo potremmo fare pure noi. Questo è stato il rap vissuto dalla nostra di generazione. Cioè che all'improvviso, veramente poi all'improvviso, È scoppiato tutto. è scoppiato tutto. Ha iniziato uno e poi mi serve il videomaker per fare il video musicale, mi serve il produttore, mi serve il beat, mi serve questo. E c'è stato periodo 2015-2017. Ma pure prima, perché calcola che noi la nostra difficoltà è che quando dovevamo fare video purtroppo esisteva ancora solo la pellicola. Ah, wow, voi proprio... Un video in pellicola, stavamo parlando di 30 milioni. Cioè non ve lo potevate proprio permettere. impossibile lire. E se mi permetti ti dico un aneddoto. Lo sapete perché il video Indorione dei Cossanghe in bianco e nero? No, perché Perché non ci potevamo permettere la pellicola. la versione polonese. E NTV all'epoca, che era l'unico che ci voleva passare, accettava solo la pellicola. Quindi era appena uscito il digitale e noi lo giravamo in bianco e nero per far finta che era una pellicola. Perciò Indorione è in bianco e nero. Per fare finta, per fare bella figura. No, se no NTV non ce lo passava. NTV, E che costava meno, chiaramente. ovvio. Ma mi ricordo che, se non mi sbaglio, 300.000 lire costava solo il master che facevamo a Piazza Cavour per mandarlo a MTV, che era un beta. Esistevano dei beta, tipo delle VHS, vabbè, siete giovani, però delle cassette enormi. No, conosco le Costavano 300 euro. E noi faccia mia. facemmo Indorione proprio per tradire questo fatto che non era girato in pellicola, se no in TV non lo trasmetteva. Però vedi poi la storia, no? L'emozione. Cioè magari io adesso ricevo la chiamata dal... Oggi è tutto dal è un altro mondo. No, penso. no, non è vero. Ricevo la chiamata dal rapper nuovo di turno che mi dice voglio il video in bianco e nero come Indorione. Che voi magari non lo volevate fare in quel modo, volevate la grande produzione, però adesso è storia, è leggenda. È stata una necessità a noi, Questo fa non è stata capire, una scelta stilistica. fa capire anche quanti calcoli inutili magari. Infatti questo lo capire secondo voi, l'evoluzione del rap, cioè come è cambiata. C'è da dire una cosa diciamo al di là dell'escamotage, però quel video che mi risulta anche che io diciamo già mi ero diciamo c'eravamo un po' allontanati in quel periodo, no? Certo, perché lui poi venne chiamato da Yamma Megretta a sostituire il Rais. Cioè mi trovavo a un certo punto a fare i palazzetti dello sport con un gruppo del quale ero fan, capito? Quindi diciamo il percorso che stiamo facendo Clan Vesuvio 2, alla fine io insomma feci un passo indietro e i ragazzi per fortuna poi fecero Dimora con me, che è stato un album che ha cambiato no, la storia. Però penso in quella roba lì del video, penso ci sia stata anche molto la mano sia di Luca che di Antonio, che comunque c'erano già anche una visione molto proprio americana, capito, rispetto a quelle che potevano essere le immagini, le cose. Cioè fare questa roba qua non significa semplicemente ti metti e scrivi una strofa. Fare questa roba qua in un momento soprattutto così all'inizio significa curare qualsiasi aspetto di quello che fai, perché non c'è nessuno che lo sa fare. Perché se tu chiamavi un regista all'epoca per fare i video, gli davi pure 50 milioni di lire, ti sarebbero stati 70.000 euro di oggi. Non te lo facevo in Non te lo quel facevo perché ti facevo video in Biagio Antonacci. Cioè ti facevo video, capito? Perché la cosa là che sono abituato a fare la pausina in Biagio Antonacci. Quindi se tu avevi trovare che la cosa là va a chiamare Spike Lee e ce lo però vedi, così doveva essere. te lo dovevi inventare. Però poi, questo fa capire la passione che c'era dietro, e magari invece oggi quanto sia forse più un trend. Cioè nel senso oggi ecco quanto fa bene poi la moda alla fine a queste cose. Cioè perché poi il trend, la moda... Guarda, secondo me in realtà oggi fanno la stessa cosa che facevamo noi all'epoca,
Solo che diciamo i mezzi sono diventati più semplici chiaro. e questa cosa è diventata un sistema, cioè oggi si fa così, oggi gli artisti, C'è la strada percorsa. oggi diciamo. l'artista nella maggior parte dei casi fa pure, si cura comunque pure l'immagine del video, sta attento a tutta una serie di cose, sta attento al social, quindi alla promozione. Oggi l'artista è in qualche modo l'amministratore delegato del suo brand. Infatti Quindi spesso c'è il dibattito, dicono noi artisti dobbiamo fare musica, dobbiamo fare gli imprenditori, che oggi sembra quasi devi studiarti tutto però la strategia efficace. Noi l'abbiamo sempre vissuto così, dico, quindi cioè, diciamo, io non trovo tanto la differenza. Per chi era un artista puro all'epoca, i cantautori, chi faceva la musica così, probabilmente adesso è scioccato da questa cosa. Ma noi l'abbiamo sempre vissuto così, nel senso che ci siamo Ogni pezzo dove sono andato a prendere siamo la sempre zona, stati in mezzo a tutto. Quindi oggi semplicemente quel modello che è stato messo in piedi è diventato il modello di tutti, anche perché ci sono strumenti più facili per farlo. Quindi oggi ti compri, oggi video Lo fai il in telefonino. casa, Bravo, cellulare, penso c'è un che computer hai Mappa fatto, sul cioè, telefonino, Esatto, adesso è e tu molto più suonavo accessibile. all'epoca. Ecco, adesso è più accessibile a tutti. E c'è quel ridire, lo fa lui, sta andando forte, lo faccio pure io. E infatti questo potrebbe dar fastidio anche a molti puristi come voi. Cioè che adesso ritorno al Non si chiama discorso... puristi però, perché No, se è tutto troppo... presente, tranne che la purista, no. Ah, veramente? Sì, Io no. pensavo invece, proprio per il discorso che hai fatto prima, ci tenessi tantissimo al rap che deve essere così ed essere fatto in questo modo. Anzi, a me, io ti dico, per me i cambiamenti, le evoluzioni sono, come ti posso dire, la base della crescita, cioè nella base del tramandare c'è la stessa radice di tradire, cioè tu devi fare qualcosa di diverso, che si fa la stessa roba che fa Scia o la stessa roba che fanno gli americani, ma che ti inventate? No, non ci pare, però... Questa la mettiamo in un pezzo. Questa è una bella frase. Bella frase questa. No, a parte gli scherzi, pure vedi musicalmente Ragazzi, il microfono è vostro, cioè proprio spostatevelo prendetelo. spostatevelo, Anzi, sì, ma non solo, sapete che siete troppo composti, sembra un interrogatorio. Stiamo chiacchierando. teniamo l'avvocato. No, è perché Carca Espresso ma c'ha tutta la manco un caffè, capito? È chiaro. Vai Dani, lo facciamo subito. Ma musicalmente, guarda che il rap è cambiato. È cambiato perché si è adattato ovviamente al marketing, all'industria discografica. Beh, è normale. Prima chiaramente Sono subentrati altri centri di interesse anche, altre guarda, personalità, musicalmente prima forse. usavamo i campioni. Il rap è nato nei sample. Poi per non pagare il publishing magari agli artisti, no? Faccio un esempio del pezzo I'll Be Missing You di Puff Daddy con Fat Evans, che paga una marea di soldi al mese a Sting perché ha creato il campione. Hanno incominciato a suonare, non a usare più i sample. Ti ripeto, questo è un discorso più da produttore che sì, mi sì, riguarda. ok. Per fortuna la cosa che mi fa piacere è che si è ritornato anche per la facilità di reperire campioni, chiaramente, grazie a 1000 programmi che usano campioni free copyright e roba varia, però almeno si è ritornato a usare il sample, che comunque è quel che indica il rap. Perfetto. Può essere un discorso da anziani, però le cose quando nascono comunque hanno quell'origine che va mantenuta, perché è l'origine che le caratteristiche. È chiaro. In un certo senso, come noi a Napoli rispetto magari a tutta Italia che metricamente facevano un rap di alto livello, però ovviamente le cose che raccontavano non le potevano vivere come Quindi si vedeva che poi non c'era quella autenticità che dici tu, reale, concreta, Barillo è cresciuto tangibile. nella 167. Esatto. Le cose che racconta è Infatti- perché le ha vissute e le ha viste. Esatto, io questo volevo dire prima, forse mi sono espresso male, il discorso era proprio questo, cioè quanto oggi farlo per moda influenza quel concetto di autenticità, di realness che si va un po' a scemare, perché poi alla fine sembra che tutti seguano la strada già percorsa, capito quello che ti volevo dire? Secondo me questa è una cosa No, ma un po'- oggi ti dico, si sta verificando, poi magari ne parliamo dopo. Io sono una dozzina d'anni che faccio il laboratorio di rap in carcere minorile. Questa no? cosa mi Con i interessa ragazzi. tantissimo. No, poi ne parliamo, però per far capire una cosa, cioè oggi c'è uno strano fenomeno, soprattutto diciamo in una parte di certe generazioni, dove tu fai il reato, cioè prima facevo reato per necessità, oggi quasi, ma in certi casi veramente fai il reato perché il reato ti fa diventare famoso, cioè ti dà Come no, come no. Credibilità, cosa street pompesa, cred, diciamo, street traduciamo credibility. quello che stia vero. Cioè, quindi è proprio la realtà che si è capovolta. Una volta il rap raccontava una realtà che uno si Tu trova non crei la realtà per raccontare oggi che è una realtà fittizia praticamente per favore,
perché praticamente sta cosa tra hype, tra visibilità, cioè è proprio una perversione. fuori di sé, esatto. Anche perché penso che i rapper hanno iniziato per evadere da questa cosa, Più per no? gridare, per- forse, no, per per gridare emergere una da necessità, questa cioè, cosa, Per raccontare, certo, per certo. dare una necessità, come dire, guardateci anche noi che sofferenza che viviamo. Infatti, mo io ti volevo farvi questa domanda perché io ho seguito una volta non un'inchiesta, però Del Nebbio che fa un programma di dritto e rovescio, no? Dove ha preso due imbecilli, mo lascia stare che erano... Meglio che andava a guardare. Esatto. No, ma dopo quella puntata ho capito che non era cosa. Hanno preso due imbecilli che fanno rap, ma alla fine erano due imbecilli, qualsiasi cosa avessero mai fatto nella loro Ma chi la vita. fanno perché fa poco Però dicevano esatto, questo, cioè, quanto può influenzare i ragazzi questa musica così, se la violenza dei ragazzi è influenzata, quando secondo me è palesemente una cosa che tu non puoi attribuire che i ragazzi si sparano a creare una musica. Questo è un dibattito. È assurdo che vada però in prima serata e dicano queste cose alle 9 di sera davanti a 1 milione di italiani, capito? È un dibattito questo senza senso, ti dico la verità. Cioè, a me mi è capitato qualche settimana fa di essere invitato a un convegno che ha organizzato un sottosegretario a Verona, dove ci stavano tutta una serie di figure importanti della musica. Ci stava Mogol, che è quello che ha scritto tutte le canzoni di Battisti, ci stavano una serie di personaggi, c'è stato pure Morgan, per far capire che diciamo nella sua follia mi pare la persona più sana, diciamo, dello scenario. E cioè io chiaramente ho dovuto ribadire una cosa che secondo me è scontata, cioè che la musica non è di per sé un reato, cioè la musica non può essere qualcosa che di per sé crea il problema. La musica è un allarme, cioè il ragazzo che racconta certe situazioni è un ragazzo che sta raccontando, anche se come ti posso dire, esagera, butta fuori delle cose, però ti sta raccontando una situazione generazionale che esiste. Quindi non è che tu censurando a chi lo guaglione hai risolto il problema. Cioè è come se c'è un incendio, sta suonando l'allarme e tu dici no vabbè, dammi l'allarme, così come se l'allarme spegnesse l'incendio, no? E invece il problema è un problema sociale, chiaramente. Quindi là stanno pure in una situazione istituzionale, mi sono sentito di dire, cioè perché non mettete mano alle politiche sociali, alle situazioni dove dai una mano alla gente, anziché accusare il ragazzino che poi parla soltanto di droga e di soldi, perché è assurdo fare questo processo, perché la realtà in cui vive gli ha dato solo questo in questi anni, no? Dovresti domandarti perché questo ragazzo mi parla solo di questo, mi parla di questo principalmente. Dovresti andare a vedere la causa del problema e non vedere, capito, il problema, dici magari per me questa cosa è problematica, ok, ma la causa dietro qual è? È quella causa che dovrebbero andare. E ti dico, è un dibattito folle, e ti dico, da parte mia non sentirai mai dire la trap qua, la trap là. Per me è tutta, cioè fin quando è musica c'ha sempre un valore, c'ha sempre un'espressione, quindi non mi sentirai mai di attaccare la musica di per sé. Quello che a volte attacco io è l'atteggiamento magari di certi artisti, di certe situazioni, generico, non mi voglio puntare il dito su nessuno, perché se io voglio fare un faccio non tengo paura, nessuno è problema di farlo, però semplicemente perché sono tante piccole cose sparse e che mi fanno capire che non ci sta il rispetto di questa cultura, non ci sta, come ti posso dire, cioè a me va bene che tu vai dove vuoi, no? Crei la tua situazione, cioè, però non ti mai scordare a rovire, cioè, per me che è alla base di tutto, no? Capito? È come se tu a un certo punto pare ti facevo scarpare e ti mandata all'università e poi tu che hai fatto l'università tu scordi e dici vabbè ma chi lo pozzente, cioè dici ma sto un zappatore, ma da questo punto di vista si ripete sempre lo stesso. Oggi diciamo purtroppo secondo te nei nostri confronti avevano un po' questa cosa qua e che se me ne fastidio, ti dico la verità. Una mancanza di rispetto a quello che può essere quello che ha creato un po' alla fine. Cioè non voglio niente, la riconoscenza, però capito che la riconoscenza, certe cose si capiscono a pelle, no? Arrivano. È chiaro, assolutamente. Da un artista sarebbe anche affascinante farsi raccontare o spiegare il suo punto di vista sul quanto è importante adesso l'arte della musica e quanto invece è importante la figura, l'immagine dell'artista, perché a volte sembra che sia più importante l'hype che quella persona crea, che quell'artista crea, che il contenuto in sé. Penso che una volta ebbi l'occasione di parlare con la direttrice commerciale di Moncler
Ah, pensavo che l'opportunità di parlare con Dr. Dre, perché tu conosci pure Dr. Ho avuto il dottor Dre. Vai, parlate un attimo con la turba. Non c'è tempo, manda una fotografia che sai se è Dr. Dre. Il ragazzo guarda un attimo. Ebbi la fortuna di incontrarlo a Cannes. Poi ve lo spiego dopo. Io ritorno alla questione Moncler. E non ricordo bene che artista, se non mi sbaglio qualcuno della Dogo Gang all'epoca, ma mi disse la direttrice di Moncler che questo gruppo, la Dogo Gang, aveva fatto un video con un piumino rosa. Avevano venduto tutti i piumini rosa femminili. Cioè, attualmente nel rap è più importante magari quello che ti metti, i tatuaggi che ti fai. Ci sono rapper che si fanno prima i tatuaggi e poi diventano rapper. Oppure nel budget dei video mettono un giubbino di marca, il vestiario di marca, che veramente occupa quasi il 40-50% del budget del video. Okay. Perché rispetto ai nostri tempi è diventato fondamentale. Perché sono le persone che ti sovvenzionano, sono le persone che ti incentivano e ti fanno guadagnare. Ti fanno guadagnare, però è perché il contenuto è minore rispetto a prima. Cioè, qua parliamo dello ti stai svendendo. È un pochino quello il discorso, no? Ma come i rapper di Milano che si atteggiano a essere criminali dopo che per qualche uno spaccio di un po' di fumo si sono fatti 2 mesi di carcere. A noi persone del sud comunque queste cose che le viviamo veramente, indipendentemente che le facciamo o no, però chiunque ha contatto al sud con qualcuno che abbia fatto peggio, loro, come diceva Luca, lo fanno per business, perché associano al fatto che il rap deve essere comunque contaminato da qualcosa di criminale, in un certo senso. Quindi pure se sono figlio di papà per bene, mio padre è avvocato, bancario, quello che è, devo far vedere che sono un cattivone, perché sennò non sono credibile. Ma guarda, io da questo punto di vista apprezzo moltissimo a Tony F. A parte che è un grandissimo artista, ma poi lo apprezzo perché lui non ha mai rinnegato la sua natura benestante, anzi la discriminava, che addirittura come dice Tedo, meglio finto intellettuale che finto criminale. Esattissimo. Nel senso, questa superficie. Perfetto. Perciò prima dicevo a Luca, questa moda del dover essere tutti in un certo modo, che abbiamo tutti, cioè è mai possibile che hanno tutti quanti, capito? O almeno quello che vedo da esterno, da ascoltatore, capito? Perciò prima dicevo a Luca questo fatto. Guarda, quello il meccanismo è semplice alla fine. Il meccanismo è questo, è che comunque soprattutto in età adolescenziale, comunque tu stai costruendo la tua personalità, ok? La musica, i maggiori fruitori di musica sono adolescenti, perché diciamo è anche un discografico, mi può insegnare. Quindi fondamentalmente gli adolescenti, soprattutto diciamo, il grosso del pubblico sono le ragazze adolescenti, perché a un concerto ci va la ragazza e tu ci vai perché ci va la ragazza. Che se tu devi andare tu a un concerto, magari dici, boh, adesso proprio chi lullare mi piace proprio passare. Però in linea di massima è così. Quindi tu stai formando la tua personalità. Per formare la tua personalità hai bisogno di sentirti in una tribù, in un gruppo, hai bisogno di sentirti parte di qualcosa. Quindi l'abbigliamento in questo caso diventa identitario. Io mi ricordo per esempio nei primi anni 90, dove invece ci stava il grunge, sai, ci stava Kurt Cobain, c'era tutta questa cultura qui che era all'epoca, oggi la viviamo un po' sulle magliette, no? Però all'epoca che la roba là si sentiva, cioè pure io che facevo rap, però che la roba là mi sentiva, nel senso che era una roba forte. E lì per esempio trovavi invece il figlio del miliardario che camminava con i pantaloni stracciati, ma non stracciati di marca, stracciate proprio vere, le scarpe rotte, perché faceva finta di che non c'aveva i soldi, perché altrimenti era considerato uno snob, uno, capito? Quindi anche entrare in quel gruppo significava rinnegare quella situazione là, capito? Oggi succede, e anche all'epoca c'era invece il contrario, c'era magari il ragazzo che lavorava nel bar, che comunque sa cattare, sa le Hogan, non so, le scarpe, allora così si giocava a settimana, no? E oggi la situazione ha preso un po' tutta quanta quella piega lì, nel senso che oggi, almeno guardando gli adolescenti, i ragazzi, no? Mi rendo conto, ma guardando anche me stesso, che c'è molto quella cosa che oggi l'abbigliamento, quello che porti addosso, è il tuo status. Ti dà un senso di appartenenza. Senso di appartenenza, ma ti dice pure quanto vali.
capito? Esatto. Che poi Questa, Sbagliatissimo. è una cosa tristissima, questa se in generale. tutti quanti pensiamo che è una cosa tristissima, però ci sta un metalinguaggio, ci sta qualcosa che appartiene a tutta la comunicazione, Sì, assolutamente. dei social, dappertutto, che invece ci convince del contrario. Quindi anche se noi come ragionamento tutto quanto diciamo no, ma non è che una persona vale rispetto all'orologio che tiene, per a te inevitabilmente sì, avevi da uno che tiene un coppo raccio, un pezzo di 50.000 euro, già cominci a vederlo in maniera diversa. Capito? Pure Qualcosa di inconscio. La cultura del denaro, se ci pensi. Qualcosa di inconscio che si muove dentro di te, vedi quella cosa come una possibilità, vedi questa cosa di dire, wow, chi si può fare sta cosa, c'ha da sta qualcosa a rete, no? E quindi questa esclusività, il fatto di cercare sempre il prodotto esclusivo, la cosa esclusiva. Quindi oggi sta andando a sta varca. Poi diciamo che oggi, cioè, alla fine, in un'epoca quasi di giudizio universale, dove tutti quanti giudicano tutti criticano tutto, secondo me c'è anche stato il fatto da dire che siamo in un'epoca in cui è vero il ragazzo adolescente che forma la sua personalità e tutto, vede il rapper, vede l'attore e quindi va anche a imitare un po' come erano i calciatori magari prima, che erano molto un punto di riferimento. Certo. Però poi alla fine secondo me il rap si è cresciuto perché ha preso piede nelle popolazioni, nelle persone, nelle comunità, perché era una cosa vera. Poi comunque è arrivato a un certo punto un capitalismo che l'ha un attimo detto ok, ora strutturiamolo e vediamo poi come si può creare tutto un business che poi, cioè, non riguarda solo il rap, capito che voglio dirti? Cioè, Vabbè, non approfittarsene sarebbe comunque da scemi, no? Però diciamo che quello che secondo me si risolve tutto nella persona, poi nel singolo, nel contenuto. Perché ecco, come dice Luca, io ti vedo con l'orologio così, ti vedo tutto griffato, tutto vestito alla moda, e poi sei un coglione. è chiaro. Ti parlo e sei un coglione, ecco magari no, però c'è da dire che ci sono invece l'esatto opposto, tantissime persone che si vestono come vogliono, anche in questi modi così sfarzosi, eccetera, eccetera. L'orologio perché mi piace, il marchio perché mi piace, però poi c'hanno il contenuto. Quello ovviamente è sempre così è chiaro. soggettivo. È qualcosa che fa la differenza. Però ti dico, io da questo punto di vista sono un po' disilluso, nel senso che se prima pensavo che anche certe cose potessero essere più rivoluzionarie, no? Però poi mi rendo conto che anche l'essere rivoluzionario è proprio un brand. Cioè se io penso appunto anche a tutta la musica degli anni 90, dove noi veramente c'era una roba di voler fare, sai, cambiare le cose, no? C'è stato tutto un fatto. Alla fine pure sta roba qua ti rendi conto che diventa un brand, diventa semplicemente il logo di un'identità che poi ha un fine che può essere più o meno politico o commerciale e che chiaramente poi va sempre nella stessa direzione. Quindi io penso che alla fine quello che è l'unica cosa da salvare in questa cosa è che la cosa meravigliosa sono le emozioni. Cioè quando la musica ci emoziona, ma al di là si tiene o giubbine 5.000 euro, cioè quando una cosa dentro di noi ci emoziona, quando riusciamo a sentire qualcosa di autentico, allora vale la pena, no? Vale la pena spingere. E quindi penso, se dovessi dare anche un consiglio a un ragazzo oggi, direi cerca quell'autenticità, non pensare tanto a chi le sa E di raccontarci questo. perché poi che la roba arriva, cioè per assurdo noi siamo dei diapason, siamo vibram, quindi come vibra tu, se una cosa a me mi emoziona, vedi che ti arriva pure a te, se tu vuoi fare, a me mi arriva che tu vuoi fare, se tu sì, tu mi arrivi. Ma guarda, già il fatto che ti fa capire che alcuni brand luxury comunque hanno pigliato degli art director che provengono dalla musica, Pharrell per Louis Vuitton e molti altri, proprio perché hanno inserito dei componenti streetwear nella loro maison, e questo chiaramente comporta che c'è più una consapevolezza che lo streetwear, che comunque è collegato sempre alla musica e maggiormente al rap, ovviamente è popolare, maggiormente in Europa, perché in America lo è sempre stato chiaramente, però maggiormente in Europa. Cioè all'epoca mia la Louis Vuitton faceva le sneakers, Si era mai visto. è impensabile, capisci? Louis Vuitton come altri 1000 marchi chiaramente, però era impensabile. Questo chiaramente ha portato a una diffusione mondiale sia della musica che anche proprio dell'essere, per quello che riguarda comunque la musica, perché per fortuna adesso non si può parlare tanto di rap, perché noi apparteniamo all'hip hop, che è una cultura. La gente scambia Tupac per Che Guevara. Se vedi quindicenni che hanno la maglietta di Tupac non sanno manco chi è, pensano che sia un personaggio politico. Ed è diventato un brand. È un brand, Ed è esatto. diventato un brand.
Esatto, questa è la differenza. Ma non li condanno chiaramente, perché è una questione generazionale ovviamente. Non sanno. Però chiaramente se poi crescono inculcati dai rapper moderni, c'è una bella differenza. È business, non è cultura, è diverso. È business. Io parlavo, non so se con te o con qualche altro amico, del fatto che, brother, 10 anni fa io e te, della nostra età, no? Comunque anni 95, fine anni 90, ma io penso che 10 anni fa non abbiamo mai sentito parlare o visto amici nostri indossare Gucci, Fendi, Louis Vuitton, così con le magliettine come se fossero roba da nulla. C'erano marchi per un altro ceto sociale, per altri tipi di persone. Invece adesso sono comunque marchi che anelano tutti i bambini ragazzini perché vengono influenzati. Però considera che nel rap negli anni 90 già questa cosa era tanto presente. Cioè se tu pensi a come vestiva Notorious B.I.G. con l'occhialone Versace, che stavano tutti griffatissimi. Ma perché? Perché là ci stava un discorso chiaro lì. Lì c'era, io ho cominciato a fare il pusher per strada, oggi con la musica guarda che cosa sono diventato. Quindi quel mostrare catene d'oro, no? Le stesse catene d'oro dei rapper americani sono legate a un discorso e dire io mi sto andando a prendere l'oro che i miei avi, cioè i neri che facevano gli schiavi, andavano a morire a prendere nelle miniere. Io me lo sto andando a prendere, capito? Cioè, e me lo metto e te lo faccio vedere. Tutti quei brillanti, quella roba eccessiva, erano frutto di questa roba qua. Però mi fa capito? ridere. Da noi ci viene magari, giustamente, Tony F. Esatto, questo sono... È paradossale che io vedo a Tony F che è la stessa cosa, bambino privilegiato. Però capito? non sto dicendo che Achille è giusto e che si sbaglia. No, certo. Sto dicendo semplicemente una cosa, sto Si è dicendo che voluto. la cosa nasce là. Si è Poi voluto. si evolve, si tradiscono le Certo. cose, capito? È normale. Non ti ripeto, non vedo il problema dietro questa cosa qua. Anzi, Ci diceva sta. giustamente Peppe, meglio essere autentici, sinceri, cioè, papà te ne sordo più magno. Capito? Esattamente. Ok, me lo dice. Preferisco Altrimenti si una può rivoluzionare, ma chi te arriva? Preferisco una persona non ipocrita. Esatto. Assolutamente, sì. Chiaro. Come cazzo hai conosciuto Dr. Dre? Cioè, penso che questa sia una top 3 incontri della vita. In verità in un modo molto casuale. Ero in viaggio, ero in vacanza a Cannes, in Francia. Che Peppe faceva vacanza a carne. Un uomo, capito? Un certo livello. E per strada vidi a questo omone con la moglie che tranquilla. Infatti, No, però già c'è uno particolare. Vai. Dr. Dre per Peppo Red non è che era un personaggio qualsiasi, un rapper qualsiasi, un producer qualsiasi. Era il suo modello assoluto di riferimento. E ci credo. Nel senso che i beat che ha sempre fatto Pep in qualche modo guardavano sempre esclusivamente a Dr. Dre. Si pigliava i rullanti, si pigliava le cose. Era C'era sempre questa c'era la infatti fissazione, bravo. non vi nascondo che a me un viaggio a Miami mi ha cambiato la vita artistica. Perché a Miami comprai un disco strumentale di The Chronic 2001. Però strumentale, quindi vuol dire solo le basi. E tutte le casse rullanti che sentite nei pezzi dei Cosang sono di Dr. Dre. Quindi oggi può sembrare una banalità, ma all'epoca era l'unico che aveva quel suono, un suono masterizzato a Los Angeles da Big Brian, che è uno dei migliori. Quindi le mie basi all'epoca suonavano anche perché la mia cassa, il mio hi-hat e il mio snare erano di Dr. Dre. Lo dai molto per scontato perché mo ti metti su Ableton e Logic, ti Capi vedi quello che ci vuoi. sta. Esatto. All'epoca era impossibile. Giusto, sembra una stronzata. All'epoca era come impossibile. inizi? Cioè, capito, come hai fatta? Fu primo beat. Tenevamo la 808, però la 808 all'epoca era da sfigati, era dance. Cioè nel rap nessuno usava la 808, che mo è normale, però all'epoca nessuno la usava, perché la usavano chi faceva musica dance. Quindi o tenevamo la batteria live, ma non tenevamo nient'altro. Io con quel disco svoltai. Infatti mi ricordo che quando poi incontrai Dr. Dre a Cannes e gli diedi il mio disco, gli chiesi scusa a prescindere, perché gli dissi che comunque avrebbe sentito la sua cassa chiaramente io lo dissi ovviamente è Traibi, capito, cassa certo. Che pezzo, tutti suoi. mamma mia, che pezzo. Però all'epoca pompavano come gli americani proprio perché io usavo i suoi suoni.
ed ero l'unico in Italia, perché forse ero l'unico che ha avuto la fortuna di trovare il CD Instrumental e quindi di poterli campionare tranquillamente. Perché ti eri fatto il viaggio a Miami. A Miami per caso in un negozio ho trovato l'Instrumental di 2001 dei Cloni, manco il disco, perché il disco ce l'avevo. Era proprio... Stiamo parlando del 2001, cioè quando era uscito quel Esatto. disco, quindi certo. esatto. No, all'epoca era così. Quindi io in Italia ero l'unico che... Perciò le mie casse pompavano, le mie basi pompano, perché sono che casse tutto il 3 a finale. Ma poi c'è stata un'evoluzione. Sì, è chiaro, è chiaro. Ha fatto i bypass come facevo tutto il tempo. È chiaro, però chiaramente per me... È lui la fonte di ispirazione. alla Sì, fine. lo è sempre Lui, stato, non ti nascondo che lui è Timbaland. Per quanto riguarda i miei produttori preferiti, lui è Timbaland. Sono Ma stati quindi i voi miei siete riferimenti. stati comunque dei visionari. Come si evolve secondo voi il futuro del rap? Si ritorna sempre al passato. Collegandomi al discorso che ti facevo prima. Ma il cerchio. Certo, vedi, fino a poco tempo fa gli americani per non pagare il publishing hanno incominciato a suonare i campioni. Per non pagare, perché prima si usava il sample, no? Però dovevi pagare il proprietario del Chi ha sample fatto il sample, originale. certo. Avendo capito che comunque spendevano un sacco di soldi, cioè o meglio, davano un sacco di soldi ai proprietari legittimi del sample, hanno incominciato a suonarli. Adesso si è ritornato a usare il sample. Proprio perché, ti ripeto, non voglio fare l'antiquato, ma non esiste il rap senza l'uso del sample. Ti ripeto, la musica è una delle cose più democratiche del mondo. Non esistono regole per fare musica. Però se una cultura nasce in un certo senso, è chiaro che ci sono dei canoni che ti portano alla purezza della cultura. E per fortuna adesso si è ritornati. È anche il motivo per cui ho ricominciato a fare i beat, perché mi ritrovo più vicino a quello che facevo io all'epoca. Ma forse il sistema, tra virgolette, inteso come il sistema rap o il sistema in qualsiasi ambiente, alla fine se poi tu non reggi il gioco o non sei all'altezza, come dice Luca, non sei autentico, dopo un po' alla fine, cioè alla fine noi stiamo parlando che nel 2016 è esplosa un po' tutta la scena milanese, genovese, comunque hanno dato quella botta in più mediatica, poi i social e tutto quanto, però poi alla fine grandi e piccoli si rincontrano sempre e poi uno... poi sta una persona, capito che ti voglio dire, quindi la capisci poi l'autenticità realmente, il sistema poi ritorna a essere l'origine, che poi la qualità poi scende, cioè inevitabilmente poi quando c'è il rapper di turno che fa il pezzo che è rap, che è serio, vedi poi fai gli stati. Allora, quello è un fatto abbastanza normale, perché il rap, come in tutti gli stati del mondo, in Francia prima di noi, perché quando noi veramente eravamo antiquati a livello Sono di rap, fortissimi i francesi. in Francia già era musica nazionale. E tra l'altro noi pigliamo pure ispirazioni. Pigliamo, la tic, no? Quella... Oxen, illegal come le armi e la cocaina, e noi siamo ispirati molto a loro. Poi ci stanno Joule, SH, MPL. Però perché? PNL pure. La domanda è perché in Francia ha pigliato più dell'Italia? Per gli immigrati. Il rap è sempre stato una musica di protesta. Sicuramente non il francese bianco poteva avvicinarsi tanto, sai, il francese borghese bianco al rap, ma chiaramente tutti i Maghreb, gli algerini, i tunisini che chiaramente vivono là. E la stessa cosa sta succedendo in Italia, Sì. chiaramente. Marrakesh ha detto proprio questa cosa, disse proprio state attenti a questa seconda generazione che è pronta da Baby Gang in poi a raccontare la realtà vera che vivono. Bravo, l'Italia è ancora un paese un po' razzista, quindi accettano un rapper mulatto come Gali, ma tra poco arriverà un rapper nero. E tu calcola che ci sono un sacco di persone di colore, italiani, ma italiani già di seconda generazione. E quello sarà veramente l'esploit del rap. Ragazzi, in Italia c'è, a Napoli abbiamo J-Lord. Assolutamente, certo. Però là è diverso, ti ripeto, perché l'Italia per fortuna non è mai stato un paese razzista. Però la cultura africana è molto forte. Quindi un africano, anche se di seconda e di terza generazione, nato in Italia, non riesce tanto a distaccarsi dalle sue origini. Quindi, discograficamente parlando, ovviamente, è difficile poi essere compreso dalla comunità italiana. J-Lord è un ottimo rapper, è giovane, quindi sicuramente avrà tantissima strada da fare. Però è un fatto proprio di fisionomia. Ti ripeto, non c'entra niente con il razzismo. Ok, ho capito. Assolutamente. Ma arriverà. È questione veramente di pochissimo. Tu se vai a Milano, vedi veramente le persone di colore che si sentono a gioire tranquillamente.
senza No, ma problemi. poi ti dirò, io anche in carcere, no? Per dirci, ci stanno un sacco di ragazzi che appunto di seconda generazione o ragazzi che magari vengono dal Marocco, che vengono da situazioni in Italia e chiaramente poi non avendo altri mezzi, no, finiscono per fare il reatino, la cosa e si trovano in queste strutture. L'altro giorno sono stato proprio da dove è nato Baby Gang, no? Dalla comunità Kairos a Milano. Perché tu racconta, tu comunque ti interfacci Sì, molto con le realtà. ho iniziato 12 anni fa con questa associazione della quale sono uno dei soci, che si chiama Crisi come Opportunità. Abbiamo iniziato a fare il rap nei carceri minorili. Ok. Perché avevamo capito che là era il posto, no? E in questi anni siamo riusciti a fare uno studio di registrazione dentro il carcere minorile di Airola. Siamo là tutto l'anno, il progetto si chiama Presidio Culturale Permanente negli IPM, quindi andiamo pure a Natale, ad agosto, cioè quando Cioè, il rap come forma di rieducazione e riabilitazione Guarda, per i ragazzi rieducazione e criminali. riabilitazione sono due parole complicate, cioè io dal mio punto di vista penso che il carcere minorile sia un'istituzione aberrante, cioè nel senso non serve a un cazzo, tranne che togliere, diciamo, di ragazzi problematici dalle strade, che ha una funzione per noi che stiamo fuori, però poi di conseguenza dentro un istituto così dove tu prendi tutti i ragazzi di un certo tipo e li metti insieme a altri ragazzi di quello stesso tipo. Si incattiviscono. No, si cattivi, diventano peggio, nel senso che è l'università del crimine, è come se io, guarda, sto cadendo perché sono spacciato, cioè ci ho portato un sacco di droga, che se che là. È quello di insegnare come si fa Dopo che non scacchi là invece che fa gli omicidi, dice, come fai? Aspettate, capito? C'è uno interscambio, no? Certo. E quindi questa cosa qua è mostruosa da questo punto di vista, quindi c'è una recidiva enorme, quindi diciamo, come dire, per quanto mi riguarda potrebbero anche chiudere domani mattina. Detto questo, rispetto invece al discorso musicale, io penso che la musica ha la capacità di farci guardare dentro, capi? C'ha questa forza che tu, come ti posso dire, c'hai delle pulsioni interiori, no? C'è qualcosa però non sai che è. E quando nel momento in cui lo cominci a buttare giù con la penna, e soprattutto quando lo registri e ti risenti, tu la stai cominciando a giudicare quella cosa, stai cominciando ad avere una consapevolezza di quella cosa che hai buttato fuori. La guardi come se ti stessi guardando a uno specchio. E questa cosa riesce a muoverti probabilmente delle cose dentro, almeno con me l'ha sempre fatto questa cosa. E quindi ci stiamo rendendo conto che anche con i ragazzi sta succedendo questa cosa. E quindi il percorso è questo. Chiaramente è anche una roba di intrattenimento, facciamo la musica, cioè quando uno trova un'ispirazione, hanno la capacità e la possibilità Però distraite, di imparare a lavorare insieme. Ma c'è pure un'alternativa, ci dai, perché poi è Esatto. sempre bello giudicare. Io ho tante persone che giudicano, cioè dici, vivi tu in quel contesto, prova a non fare certe cose e poi puoi giudicare. Esatto, perché il range di scelta è molto basso. Esatto. Cioè, Se ci sono alternative, vedrai come ma sai perché io mi domando, ma perché nessuno andrà mai un guaglione che figlie un che posillo? Cioè, mi chiedo, ma questa cosa, perché vengono trovando le stesse quartieri, trovando le stesse situazioni? C'è una ragione chiara. Sì, ovvio. No? E quindi chiaramente quella cosa lì ti fa riflettere, ti fa dire hanno probabilmente meno scelte degli altri e quindi probabilmente avrebbero anche bisogno di un trattamento diverso rispetto a certe cose. La maggior parte sono ragazzi molto ambiziosi, capito, che hanno un sacco di energie, che hanno un sacco di forza, capito, rispetto a magari una generazione più moscia da quel punto di vista. Però in questa società spesso ti trovi che quando sei ambizioso e non hai gli strumenti, quindi ne hai potuto studiare, non hai potuto fare tutta una serie di cose, allora a Frani Cadi poi nella strada che è chiaro, troppo, nella strada che ti dà è un po' la linea. Ti ripeto, il rap, se devo trovare un minimo comune denominatore nell'hip hop, nel rap in generale, in questa cultura, è il riscatto, cioè riscattarsi da qualcosa, che può essere anche una situazione familiare brutta, anche una situazione sentimentale brutta, può essere anche, cioè, una situazione... Vedi, mo parlando di Tony F, no? Mi viene in mente che magari uno cresciuto in una situazione economica di benessere, che scala, però tiene comunque tutta una serie di problematiche e quindi quella roba si vuole riscattare da quella serie di problemi, che magari sono tutti gli altri problemi che non sono i soldi, ma magari te ne dà quali problemi. Non penso che i problemi sono solamente tenere non tenere i soldi, anzi, diciamo, spesso chi non tiene soldi sta meglio, no?
pensa a tutti quelli che vivono anche in Brasile, sai, in questi paesi dove magari si sono poveri però stanno tutti col sorriso, Apprezzi no? realmente poi, capisci Apprezzi realmente certe quando cose. poi alla fine, tolta la salute, il resto delle cose sono Quindi per abbastanza me il minimo comune denominatore è il riscattarsi, no? Quando sento uno che si sta riscattando con questa roba, dico, cazzo, allora chi stanno fatto avere? E ti ripeto, può essere pure la guagliona tua, capito, che ti fa sta male, cioè non c'è una cosa in particolare. E questa chiaramente è una chiave autentica, è qualcosa che tira fuori. Quando lo fai fare a dei ragazzi che magari vengono da una situazione di carcere, una situazione di questo tipo, ti rendi conto che questa voglia di riscatto è proprio enorme. E quindi quella cosa diventa una fissazione, diventa un fatto di dire, wow, la già fa sta roba. Avendo anche tempo a disposizione in una cella ti metti a scrivere. E quindi questi laboratori sono diventati talmente richiesti che noi siamo partiti da un solo istituto 12 anni fa, sono partito là che fondamentalmente i ragazzi ascoltavano molto i neomelodici, non sapevano anche tanto che cos'era il rap. Oggi con lo stesso progetto siamo in 7 istituti penitenziari minorili in tutta Wow. Italia. Mo sto venendo da Catania che abbiamo fatto gli altri laboratori là, ci sono degli altri rapper, Sakento che è una tovaglione pure che cura tantissimo questa cosa, un altro rapper calabrese che però vive a Roma. E comunque cioè, è diventato un fatto anche dal punto di vista proprio dell'istituzione, stiamo provando a cambiare un po' questa cosa qua dall'interno, capito? E molti raccontano che il rap ha salvato la vita, no? Salva le vite. Guarda, ci sta questo elemento e per dirti, vedendo io la cosa che diceva Peppe sul fattore immigrazione, secondo me è fondamentale, se tu pensi, perché il rap francese, cioè ti faccio esempio, uno dei rapper francesi che noi abbiamo sempre stimato è Booba, no? E Booba comunque è senegalese, no? Però lui, intorno a lui c'ha tutto un quartiere, no? Cat Van Dus, da dove viene lui, no? E tutta quella roba là, tutti gli arrondissement, diciamo, delle ballie francesi, cioè dove ci stanno interi quartieri, vogliono così, che chiaramente si identificano tantissimo in quella cosa. E noi abbiamo sempre saputo che noi napoletani, in qualche modo, in Italia, eravamo i neri italiani. Cioè eravamo quelli là che comunque quando andavano al nord venivano discriminati, erano quelli là, capito, che se venivano in una situazione sempre contro, in situazioni difficili, eravamo quelli là che avevamo una lingua nostra, cioè avevamo la nostra lingua, la nostra identità, e quindi sapevamo che sta cosa, cioè, era proprio legata, un rap e Napoli sono una cosa. E quindi quando tu hai fatto la domanda a lui, secondo te Napoli, secondo me Napoli è l'unica città dove è possibile la cultura rap, la cultura hip hop, l'unica veramente in Italia dove è possibile, Credibile. dove è profondamente credibile questa cosa. Ragazzi, io la finirei. Io starei ore a parlare con No, voi. basta, Anzi, mi avete affascinato da morire. La finirei su queste bellissime parole di Luca. È stata bella intensa, diciamo. Molto intensa. Vi ringraziamo per essere passati, ragazzi. Grazie. Grazie a Grazie. voi per averci ascoltato. Grazie mille. Grazie ragazzi.